Iniziamo, grazie a tutti di essere venuti. Questa è l'inaugurazione della mostra Maschere Arcaiche organizzata dal Centro di Cultura Contemporanea assieme all'Associazione Borgo Piave di Belluno e al Museo Maschere Arcaiche di Gianluigi Secco, sempre di Borgo Piave Belluno. Si tratta di una esposizione che durerà più o meno un mese, verrà aperto nei fine settimana all'Oratorio dell'Assunta, che è appunto, come ben sapete, in Piazza Cima. Poi scenderemo e apriremo la mostra, potremo vedere direttamente di cosa si tratta. Si tratta essenzialmente di parte della collezione di raccolta nel tempo da Gianluigi Secco, conosciuto qui in zona specialmente per la sua attività culturale con i Belumat, con la trasmissione anche a merenda con i Belumat, oltre che per un grandissimo lavoro di ricerca e di carattere etnografico, linguistico in zona alpina e più genericamente veneta. Nel tempo la collezione di Gianluigi Secco è divenuta una mostra itinerante che ha trovato sede appunto a Belluno, in questo museo, che è il Museo di Palazzo Secco di Borgo Piave, dove appunto queste maschere, questi costumi hanno trovato casa. L'idea appunto nell'organizzare questa mostra è quella di esporre anche una zona che non ha, almeno apparentemente, una grande tradizione carnevalesca nel senso tradizionale, appunto alle tradizioni e alla realtà dei carnevali rituali che tuttora avvengono in area montana, comunque in aree marginali rispetto alla cultura moderna, chiamiamola così, massificata. Per cui questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il professore Cesare Poppi, che ci introdurrà, antropologo, etnografo, ci introdurrà al tema di cosa sono questi carnevali, questi rituali particolari di cui abbiamo poca coscienza qui in zona quasi di pianura se vogliamo. Avremo Vera Salton, che è anche lei antropologa, oltre che libraia e animatrice culturale. E abbiamo poi appunto Antonio Gheno, che rappresenta l'associazione Borgo Piave e il museo di maschere di Belluno, che ci spiegherà, appunto, ci introdurrà un po' all'operazione che è stata fatta con il museo e anche con la cura di una rete che raccolga tutte le esperienze di coordinamento dei carnevali tradizionali. Per cui lascio subito la parola agli ospiti e dopodiché esatto, saluti di rito. Questo evento, in particolare l'ospitata, è resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Conegliano. Abbiamo qui un delegato del sindaco che inviterei a questo punto Grazie, sono velocissimo, grazie a tutti, buonasera. Ma per me è un piacere e un onore ovviamente rappresentare questa sera l'amministrazione comunale di Conegliano, e vi porto i saluti del sindaco Fabio Chies e dell'assessore alla cultura Cristina Sardi. In queste occasioni l'amministrazione comunale viene ringraziata per il contributo che dà nel favorire la realizzazione e lo sviluppo dell'evento, della manifestazione. Però in realtà siamo noi dell'amministrazione che ringraziamo le associazioni, in questo caso che siano del territorio di Conegliano o anche come in questo caso che vengono anche da fuori, perché le associazioni sono il vero sale della nostra comunità. Il Veneto è un territorio ricco, per fortuna, di associazioni di tutti i tipi, in questo caso culturali, ma ci sono anche quelle sportive e le associazioni di volontariato. E veramente le amministrazioni non avrebbero le risorse
per poter organizzare tutta una serie di eventi che invece vengono realizzati con l'impegno di chi, come voi, dedica il proprio tempo alla divulgazione della cultura, e quindi siamo tutti un po' anche noi volontari, nel senso che noi facciamo delle operazioni, degli eventi per far sì che un pubblico poi possa godere, in questo caso, e scoprire una storia che io personalmente ad esempio non conosco, quindi sono molto curioso poi di scendere a vedere la mostra, perché oltretutto il Veneto è una terra ricca di queste situazioni da andare a scoprire, da andare a tramandare, soprattutto anche alle nuove generazioni. Detto questo, io auguro a tutti una buona serata e una buona presentazione a voi. Grazie. Lascerei subito la parola ad Antonio che, sì, se vuole. Vediamo se... Allora, anch'io ovviamente ringrazio per l'ospitalità, perché per noi, diciamo fuori provincia, è la prima volta da quando abbiamo messo in piedi il Museo delle Maschere Dolomitiche che ci troviamo a portare questo tema e divulgare quella che è di fatto un qualcosa che si tramanda da secoli e che di fatto è cultura, storia e anche chiave di lettura per come si vive la montagna e come vivono in generale le comunità di montagna anche oggi. Ringrazio appunto Zuane che con degli altri componenti dell'associazione era venuto a trovarci a Belluno, e quindi per noi è sempre anche una soddisfazione quando comunque ci vengono proposte delle collaborazioni di persone che però vengono sul posto e guardano, quindi già questa cosa qua secondo me è partita anche col piede giusto, perché è stato un voler capirne di più sul posto e poi chiederci insomma di essere qui per questo mese. Io faccio un po' di storia, dopo se mi dilungo troppo ditemi. Allora, la nostra associazione in realtà Borgo Piave, che è quartiere del centro storico che affaccia appunto sul fiume Piave, nasce principalmente per promuovere e valorizzare quello che per secoli è stato il porto fluviale della città di Belluno, su quella che era la fluidazione del legname tra le Dolomiti e Venezia. Di fatto se ne sapeva poco e niente, perché non veniva raccontato da anni, nel senso che con il Vaionte, poi l'alluvione del 66, la comunità che discendeva da chi lavorava sul fiume di fatto era stata spostata in quanto troppo vicino all'acqua, e quindi noi siamo partiti un po' da zero a cercare, coscienti della storia che caratterizzava il nostro quartiere, a provare attraverso appunto un'associazione che si chiama Borgo Piave ETC, quindi eventi, turismo, cultura, principalmente attraverso queste tre cose qua, cercare di andare a valorizzare quello che è il nostro quartiere dove abitiamo. Il Museo delle Maschere è stato di fatto il primo progetto definitivo, nel senso che gli altri erano mostre, concerti, visite guidate o altre situazioni. Questo qui invece è fisso, quindi tutte le domeniche da ottobre 23, quando abbiamo aperto, siamo lì a raccontare appunto quelle che sono le mascherate arcaiche delle Dolomiti, in quel caso bellunesi più Sappada, perché appunto negli anni 80 Gianluigi Secco aveva inserito tutti quelli che erano Belluno, e quindi Sappada è rimasta nella mostra a prescindere da dove oggi geograficamente si trova. Lì abbiamo preso per mano in realtà questa mostra, che anche nel nostro caso era stata temporanea, nel senso che l'avevamo pensata a febbraio del 23 per essere una mostra di 2 settimane in altra sede, tra l'altro, quindi su un altro edificio che abbiamo in uso. Mentre avevamo allestito e preso per mano questa mostra, ci siamo resi conto che comunque era dal 2019 che era stata smontata da Villa Pat, che è una villa della provincia di Belluno, per far spazio degli uffici, e da lì poi non aveva più avuto collocazione. Quindi era rimasta sul magazzino. Noi abbiamo cominciato con 2 manichini, poi alcune maschere, poi alcune grafiche di Franco Fiavani che vedrete anche dopo in mostra. E lì durante la mostra abbiamo detto in realtà tutta questa cosa non può rimanere sul magazzino dove si stava degradando, quindi abbiamo cercato un posto dove rendere la mostra definitiva, e lì siamo andati a creare il museo. Il museo poi ci ha permesso di aprirci su tutta una serie di altre situazioni, nel senso che le mascherate arcaiche delle Dolomiti non sono una bella storia, diciamo, ma sono una pratica vivente, e quindi vengono fatte tutti gli anni ancora oggi dalle comunità che vivono il territorio dolomitico. Quindi è una cosa secolare che però continua ad avere anche seguito oggi e anche in futuro.
Lì abbiamo cominciato a fare un giro proprio sui luoghi durante le mascherate a gennaio del 24 e abbiamo visto un pochino quelle che potevano essere le sensibilità rispetto a un'idea di poter collaborare e fare un progetto unico. Abbiamo cominciato quindi con i bellunesi, quindi tutti quelli della Gordino, Val di Zoldo, il Comelico e anche Sapana, e da là poi abbiamo fatto un primo incontro dove confrontandoci è venuto fuori il discorso che si poteva effettivamente fare un progetto di collaborazione tra tutti e aprirsi anche oltre. E quindi ci siamo dati l'idea del dire ognuno va sui suoi contatti oltre confine, quindi abbiamo aperto anche la Val di Cassa, dove il professor Poppi appunto ha fatto anche approfondimenti e ha contribuito all'allestimento del museo appunto che ha l'Istituto Culturale ad Immagine di Fassegna e verso la Carnia, quindi con le 3 comunità germanofone di Sappada, Sauris e Timau. Lì poi abbiamo fatto un incontro a marzo, degli altri incontri online e poi un workshop di 2 puntate a ottobre, e lì è venuto fuori appunto l'idea di fare questo forum che poi abbiamo fatto a gennaio, dove erano presenti anche loro, delle forum delle mascherate arcaiche dolomitiche, con un convegno dove si sono raccontati tutti e poi il pomeriggio un corteo di piazza. L'idea è stata quella non che diventasse una cosa così festaiola, ma un'occasione per essere per una prima volta davanti a un grande pubblico a raccontare quella che è proprio l'essenza delle mascherate arcaiche dolomitiche, che è anche un po' quello che succederà qui questo mese, quindi un'occasione per far conoscere quelle che sono di fatto parte di cultura, storia e identità delle comunità dolomitiche. Poi c'è un'altra parentesi sul discorso UNESCO che è venuta fuori, che so che è un tema che è, diciamo, sia l'associazione qui di Conegliano che anche il professor Poppi hanno appunto attenzionato. Tra le iniziative che abbiamo pensato come collaborazione c'è anche stata quella di dire proviamo a candidare le mascherate arcaiche dolomitiche quali patrimonio immateriale UNESCO. Quindi cosa si va a fare? Si va di fatto a cercare di dar valore a quella che è la pratica vivente del fare la mascherata, che è strettamente legata a una comunità, a una data specifica e all'essere tramandata. Ovvio che ci sono grosse perplessità, nel senso che anche nelle vallate ci hanno domandato ma non è che adesso se noi aderiamo a questa cosa ci arriveranno dei vincoli o delle altre imposizioni. Sull'immateriale risulta molto difficile perché non essendo un patrimonio materiale ma un patrimonio legato a una pratica, a un saper fare, di fatto i paletti se li stanno già mettendo da soli le comunità dolomitiche, nel senso hanno già deciso loro chi aderisce e chi no, hanno già fatto pubblicazioni tipo in Val di Fassa un libro che definisce i canoni che deve avere una maschera per poter essere considerata maschera tradizionale, e quindi tutto questo non lo stiamo facendo noi a Belluno o lo farà l'UNESCO, ma è qualcosa che stanno già facendo le comunità per autotutelarsi, e quindi diciamo questa cosa tranquillizza un po' su quello che può essere la perplessità. Eventualmente io su questa cosa magari approfondisco dopo, mi sa che ho già sforato ovviamente il discorso, adesso lascio la parola al relatore, diciamo principe della serata. Grazie. Grazie. Ma forse mi sentite? Sì. Faccio anche senza io, se mi dite che da dietro si sente. Sì. E allora io vado anche senza. C'è una cosa che hai detto e ripetuto e di cui hai parlato nel raccontare la vostra storia, ed è già una circolarità quasi del tempo, perché avete iniziato in un momento e poi avete fatto il convegno un anno dopo, eccetera, ed è una delle grandi caratteristiche, il tempo, il sancire il tempo anche di tutta quella che è la raffigurazione delle maschere, siano esse maschere indossate o siano esse maschere in realtà appese o in molte culture appese agli alberi, maschere che raffigurano invece che celare. Nel dare la parola al professor Poppi io partirei proprio con voi dal nome di questa mostra, dal termine maschera, perché se guardiamo una delle così chiamate origini di questa parola è masca, ed è una parola precolombiana, adesso non sto vedendo il termine. Forse longobarda. No, io lei aveva trovato una voce longobarda, no, io avevo trovato che era una voce ancora più antica,
e dopo mi verrà in mente la derivazione. Sì, in pre-indoeuropea. Ma comunque sia che raffigurava un qualcosa di scuro e anzi addirittura in molti casi viene legato al termine fuliggine, di un nascondimento buio, ed effettivamente poi in molti casi la maschera è anche legata a tutto quello che è l'oscuro, la notte, la morte, e quindi partirei se vuole da qui. C'è anche chi ha suggerito che maschera verrebbe da mascara, che è un termine arabo che è la pianta. No, è il make-up. Sì, ma il mascara è una pianta da cui viene tolto il make-up. Ma direi proprio che possiamo. Noi lo togliamo. Allora, siamo nel 643 d.C. Non abbiamo molto tempo, però. Non tutti questi anni, insomma, dal 643 a oggi. 643, Rotario, il re dei Longobardi, che aveva sede a Pavia, pubblica il suo codice di leggi e a un certo punto, fra le tante, dice, cito letteralmente, penso di essere abbastanza accurato, dice: si fa divieto a chi che sia di uccidere la serva di un altro per il fatto che la gente la ritenga, il testo è in latino, per il fatto che la gente la ritenga masca, ed è la prima volta che salta fuori questo, che la ritenga masca, perché allora uno dice: cos'è sta masca? Allora lo dice, ce lo fa capire Rotario, perché dice: è ripugnante alla mente cristiana pensare che una donna possa rendere un uomo impotente con mezzi magici. Allora dice: ma cos'è questa storia? Ci spostiamo in Piemonte attuale. Se voi andate in Piemonte, in certe vallate del Piemonte, in montagne, in Occitania, Valpellice, quelle zone là, la masca ancora oggi è, cos'è? Dicono in Trentino, il satti. Lo sai te? La masca nei dialetti piemontesi è uno spettro, una fata, un'apparizione, una cosa indeterminata, un fantasma. Satti. È una cosa cognitivamente, diciamo noi, oscura, fase, un po' nebbiosa, non si capisce bene. Bene, nel delitto di Rotary capiamo che erano streghe. Rotary dice: verrà messo a morte chi accusa una donna di essere masca, perché produce caos nella società. Al tempo non ci credevano alle streghe. Le prime legislazioni ecclesiastiche, le streghe dicevano sono Burcardo di Worms, quando scrive un trattato sulle penitenze da dare nei confessionali: se una vecchietta viene a dirvi che lei ha peccato perché ha fatto la stregoneria, vi fa dire tre patre gloria, patre ave gloria, perché sono superstizioni da vecchiette. Va bene? Non ci credevano. Tant'è appunto che Rotario dice: metta a morte chi accusa un altro di essere una strega, perché produce caos, insicurezza. Bon. Quindi, fin dall'inizio, il termine masca è legato a un mondo, ai fantasmi, a queste cose strane, a queste cose che non sappiamo bene che cosa siano. Facciamo un passo indietro un attimo. I romani chiamavano le maschere larve, la larva, che è un termine che per noi è un termine entomologico. La larva è una delle fasi di trasformazione dell'insetto, giusto? Quindi è una cosa che sembra un'altra, che sta per diventare un'altra cosa, ma non lo è. È un simulato, anche quella è una cosa un po' indefinita. E i romani, quando uno moriva, facevano la maschera funebre, che poi veniva riprodotta in cera, come si fa peraltro, e poi veniva messa nell'arario, che era
il santuario degli antenati, la cappella degli antenati nelle case nobiliari, e venivano collegate con dei nastrini rossi a seconda della genealogia. E quando un giovane passava la maggiore età, veniva preso, portato nell'arario, gli spiegavano: vedi, quello là è il bisnonno, quell'altro è lo zio, quell'altro è il fratello del... eccetera eccetera. Quindi uno imparava a riconoscere i propri antenati con le maschere funebri. Durante i funerali queste maschere funebri erano indossate da attori nei grandi funerali, che andavano in processione con il cadavere e riproducevano episodi facevano delle scenette, proprio come si fa adesso nei nostri carnevali cosiddetti arcaici. Per cui c'è subito un legame immediato fra le maschere e il mondo dei morti. E la controprova sono le maschere che noi non associeremo mai con il mondo dei morti, perché sono robe che ci fanno ridere. Quando nel 500 si sviluppa, che non è, ha una lunga preistoria, si sviluppa la commedia dell'arte, di cui qua voi altri veneti sapete molto, quelle che erano maschere della tradizione cosiddetta arcaica acquistano un valore completamente diverso. Per cui, faccio un esempio, l'esempio più eclatante è Arlecchino. Arlecchino è il mattatore della scena goldoniana e di tante altre scene. E Arlecchino, il nome, viene dal tedesco Helle König, il re dell'inferno, perché si riteneva che fosse il leader, la guida della caccia selvaggia, Wilde Jagd, la caccia selvatica, come la chiamano ancora in Primiero, in Trentino. E la caccia selvatica era la processione delle anime dei morti, che si pensava che soprattutto nelle 12 notti fra il Natale e l'Epifania uscissero in giro per il cielo, scorazzavano in terra e insomma non era tanto bello incontrarli. E Arlecchino sarebbe stato la loro guida. Uno dei diavoli, dei demoni che Dante incontra nell'inferno si chiama Alecchino. Arlecchino è il nostro Arlecchino, che con la commedia dell'arte diventa quello che è diventato. Un'altra figura simile è Pulcinella. Pulcinella nel folklore inglese è un personaggio violentissimo, è lo chiamano Punch è il pugno, e lui è un assassino, ammazza sua moglie, butta il suo figlio dalla finestra, è una persona molto molto violenta. Così come era il Pulcinella originario, prima che diventasse appunto il Pulcinella che conosciamo oggi. Prima che probabilmente, adesso si dice che Pulcinella arriva da Pulcino, ma probabilmente quella è un'interpretazione che ha fatto Tiepolo in una serie famosissima di Bellissimi sanguigni sulla infanzia di Pulcinella. Probabilmente è da Pulce, è una cosa che dà fastidio, una cosa che irrita, una cosa che... Per cui insomma ancora gli zanni, i famosi zanni, gli zanni sono brutta gente, sono persone violente, e vengono addomesticati con la commedia dell'arte, diventano personaggi caratterizzati non più tanto da un modo rituale, bensì diventano tipi psicologici. Provate a pensare a Pantalone, Balanzone, lo stesso Arlecchino, Brighella. Ecco, Brighella è un caso, è uno Zanni classico, cattivissimo, di un'antipatia. E insomma, e quindi c'è, la sostanza del discorso è,
c'è un rapporto molto stretto fra le maschere e i morti. L'idea, appunto, è che a un certo punto dello svolgimento del ciclo annuale il Sole muore, nel senso che arriviamo al solstizio invernale. Il giorno più corto, poi c'è la rinascita del Sole. 12 giorni a cavallo di quello che poi è diventato il Capodanno. Perché 12 giorni? Perché i 12 giorni sono i 12 mesi dell'anno. E difatti, cosa facciamo noi? Nei 12 giorni fra il mercato si gioca a mercante in fiera, a tombola. Perché? Oppure si fa il panini. Perché? Perché dall'attività di gioco, dell'azzardo, della chance, si misurano, come si dice? Sono attività, noi vengono le parolacce, sono attività mantiche, cioè si cerca di indovinare quello che sarà la configurazione dell'anno che viene. Quindi ogni giorno dei 12 è un mese dell'anno e si dice succederà questo, succederà quell'altro, si diceva. E noi invece giochiamo mercanti in fiera senza sapere perché, ma è per quello, perché uno se la gioca, ce la giochiamo. Bene, ancora oggi in parte dell'Alto Adige e in molte parti d'Europa, in Bulgaria, in parte della Polonia, della Repubblica, in Ungheria, le maschere escono in quei giorni lì, ancora. Da noi no. In Alto Adige lo fanno ancora in certi posti. Da noi qui, allora, premesso che il protestantesimo ha ammazzato le maschere brutalmente, a volte anche letteralmente, nei paesi cattolici invece le maschere sono sparite da quella che è diventato il momento più denso liturgicamente dell'anno. C'è stata un'occupazione militare liturgica dei 12 giorni fra Natale e l'Epifania e cos'è successo? Le mascherate sono state in larga parte abolite, ma non sono sparite. Perché? Perché quello che è successo, il carnevale è un fenomeno, fra virgolette, moderno, nel senso che per secoli ha continuato, le mascherate invernali si continuavano a fare, si radunavano, venivano fuori ogni tanto, scoppiavano degli scandali perché scoprivano che questi qua si trovavano nei cimiteri, poi si vestivano, poi dopo andavano a rompere le scatole alla gente di notte, facevano insomma in sostanza quello che fa la caccia selvaggia, cioè rompevano le scatole, andavano a esigere la questue, insomma rompevano. E ogni tanto sì, gliele davano, li proibivano, ma tutto sommato dicevano vabbè dai, roba andrà via, passerà, adesso che diventiamo moderni, adesso che diventiamo tutti cristiani, vedrai che queste cose qui non sono finite. Quando si arriva intorno al 1100-1200 succede, ecco, perché? A un certo punto la politica culturale della Chiesa cambia. Siamo ancora prima della riforma, naturalmente, no? E si dice, sentite, grosso modo la sostanza del discorso è questa, sentite, ve l'abbiamo detto in tutte le maniere possibili e immaginabili, ve l'abbiamo dato, vi abbiamo messo in galera, voi continuate a fare queste robe qua, proprio non ne volete sapere. Bene, adesso ve lo diamo noi. Cosa fanno? Dichiarano la stregoneria un'eresia. La stregoneria è adorazione del demonio. Dichiarano eretici gli ebrei, cosa che non era mai passata nella testa a nessuno. Anche l'ebraismo comincia l'Inquisizione. Nel frattempo si dice basta con le mascherate invernali, se proprio non potete farne a meno, ve
ve le impacchettiamo dentro al calendario ufficiale e la mettono a ridosso della Quaresima. Quindi carnevale è carnis levamen, il togliere della carne, la causa per l'effetto. Si chiama, guarda un mio collega, è una metonimia, che è una specie di metafora ma è una cosa un po' diversa. Comunque si dice benissimo, allora la cristianizziamo facendole diventare il contraltare della Quaresima. Fate quello che vi pare, in genere si dà la molla da dopo l'Epifania, infatti in molte comunità si celebra, il carnevale comincia dopo l'Epifania, in molte altre invece comincia per esempio a San Biagio, 3 febbraio, perché anche San Biagio protettore contro le malattie, contro in altri posti Sant'Antonio Abate, che è il 17. Perché Sant'Antonio Abate? Perché è il protettore del bestiame, delle donne non si dice più, ma è il protettore delle donne, insomma, eccetera, eccetera. In altre parole si cerca di dare un senso cristiano a sta cosa qua, in maniera tale da dire benissimo, divertitevi fino alla mercoledì delle cene, dopodiché basta. E difatti, se voi ci pensate, Carnevale è il momento in cui si celebravano i matrimoni, si celebravano, si mangiava, perché avevano appena ucciso il maiale, le salsicce cominciavano non c'era da lavorare nei campi, quindi c'era tempo, si potevano fare le mascherate, eccetera, eccetera. E chi erano i protagonisti di sta roba qua? I coscritti, cioè i giovani maschi che nell'anno entrante diventavano adulti. Perché? Perché l'idea non si tratta di un'idea di reincarnazione, ma grosso modo, senza arrivare agli estremi del karma, che è tutta un'altra questione, anche se non lo vogliamo capire. Comunque, grosso modo, l'idea è che c'è un pool di anime che prima o poi non è che si reincarnano, ma tornano. Quanti di voi hanno il nome del nonno? Questo non vuol mica dire, o della nonna, questo non vuol mica dire che io mi chiamo come mio nonno, ma per fortuna che non sono come lui. E forse lui non vorrebbe essere come me, non avrebbe voluto essere come me. Però c'è questa idea che c'è un pool, diciamo, di anime che a un certo punto vengono riciclate. E quindi i protagonisti delle mascherate sono i coscritti, perché sono quelli che sono più vicini, diciamo così, per costituzione simbolica, ai morti, che sono i protagonisti appunto di queste scorrazzate, cioè di 12 giorni tra il Natale e l'Epifania. E dicevo, i coscritti maschi, perché? Perché capire quando una donna diventa adulta è semplice. Con il menarca una donna è donna. I maschi sono sempre più rognosi, si capisce male. Difatti, se voi guardate, se osservate fino a un bambino maschio, fino a 10, lo vestivano come donna, cioè con dei camicioni. Si diventava maschi nel vecchio ordinamento romano cattolico con la cresima. Ti regalavano il primo vestito, mi ricordo il padrino ti regalava il primo vestito, i pantaloni lunghi, la cravatta, e allora diventavi un uomo. Ma fino ad allora era quello che i Fassani chiamano un bastard, che non vuol dire bastardo, per gente che non sa di chi sia figlio, ma bastard perché non sei né qui né là,
che tutti pensano che sia quella cosa lì americana, perché dopo il significato di bastardo dai film americani, che è tutta un'altra roba. Comunque il maschio, per fare l'uomo bisogna farlo, e lo si può fare facendo di fare le maschere. E difatti, voi vedrete, grosso modo, perché qui bisogna andare a slash and burn, come si dice in italiano? Insomma, così, alla boia, perché non abbiamo tempo. Le maschere dei carnevali cosiddetti arcaici sono divise in due grandi gruppi, grosso modo. Quelle che chiamano le maschere guida, che comandano, si portano dietro tutte, e il grosso, tutti uomini o donne, veci o veci, ricchi o poveri, cioè sono la società degli adulti individuati in quanto tale e in quanto figure sociali come il marito e la moglie, le coppie, sono in coppia. Gli altri, le maschere guida, se li guardate bene, il loro costume è fatto con un assemblaggio di pezzi, elementi dei costumi festivi maschile e femminile. Un pezzo qua, un pezzo là, gli orecchini, i coralli, i granati, i fiori sul cappello, le maschere. Questo è soprattutto evidente nelle maschere fassane, che forse la Val di Fassa è quella che ha mantenuto il pacchetto intero nella sua così per dire, in zona vocata al vino in purezza. Le maschere delle maschere guida, se tu le guardate, tutte le altre maschere sono vecchi o vecchi, giovani uomini o donne, inequivocabili, baffi, con rossetto, con il make-up. E invece questi qua hanno delle maschere che tu le guardi e dici, ma cosa sono? Sono indefinite, e non solo, le portano in mano. Tutti gli altri sono coperti. Guai togliere la maschera a uno. Dicevano i fasci, se ti strappano la maschera tu la ammazzi. Nessuno dice niente, perché la maschera è... E invece questi la portano in mano. Perché? Perché se tu li guardi, sono giovani, perché adesso è cambiato tutto, sono giovani imberbi, cioè adolescenti, appena e c'è una congruenza fra la maschera e chi la porta, che non si applica a tutte le altre maschere. In altre parole, è come se si dicesse, durante le mascherate di carnevale, i giovani che non contano niente, i coscritti, quelli che sono in mezzo al guado fra una cosa che non sono più bastardi e quello che non sono ancora adulti, in quel momento rituale prendono la guida della società degli adulti e si comportano di conseguenza. Quindi grosso modo il senso del carnevale è questo, di mettere insieme i passaggi cosmici cosiddetti, quelli che Van Gennep, sto citando, collega, grande antropologo francese, i passaggi cosmici e i passaggi umani. Quindi cercare Van Gennep no, non mi risulta, cercare di armonizzare, di mettere in linea, di allineare la società umana a quelli che sono i cambiamenti fondamentali che portano dall'inverno alla rinascita primaverile. Perché il senso profondo delle violenze che una volta si faceva, le maschere avevano la licenza di fare nei confronti della gente, era, come dire, una sorta di ordalia per potersi propiziare il favore di queste entità indefinite
e poter avere poi un'annata agricola favorevole. E di questo sono testimoni anche pratiche che nel bellunese si sono mantenute. Una signora, questa era, non so se sia ancora viva, spero di sì, perché vabbè. Questa era la mamma dell'amorosa di Gianni Secco, la Lina, Alaste, ma dai, C'è. allora forse qualche speranza anch'io. Sul serio? Beh, la Lina mi raccontava che la vigilia dell'Epifania prendevano una gallina nera che si erano allevate tutto, insomma, una delle vedove del villaggio aveva allevato tutto l'anno questa gallina nera, lei ingrassata, bella, grassa. Poi cosa facevano? La copea, ma non tirandole il collo, e tagliavano la gola. Ora, tagliare la gola all'animale sacrificale, all'animale, è un atto, cioè è un atto liturgico, vuol dire compiere un sacrificio. Guarda, io lavoro in Africa e quanto dico che per noi alle galline si tira il collo, questi che selvaggi siete, perché ogni atto di uccisione è un atto rituale che va condotto secondo certe modalità e bisogna tagliare la gola e far uscire il sangue, che è la logica dell'halal, della carne halal musulmana. Comunque, allora mi dice la Lina, raccoglievano il sangue, col sangue confezionavano il ripieno per fare i casonziei della donaccia, li chiamai casonziei della donaccia. I casonziei della donaccia non nel senso disprezzativo, come quando vi ricordate, mi vengono in mente delle cose, quando si diventa vecchio non si ricorda più quello che hai fatto io e poi ti viene in mente. Vi ricordate quando ci fu quel caso di Benigni alle prime armi che disse vuoi tilaccio? Che venne fuori un caos, perché in Toscana accio, masaccio, accio, ciaccio è grande, è un, come dire, come si dice? Vabbè. Allora fanno questo del casonziere della donaccia, e il casonziere della donaccia ne fanno casonzieri normali e poi ne fanno uno gigantesco che mettono sopra all'arin, sopra vicino al focolare, e rimane lì tutta la notte perché è il casonziere della donaccia. Chi era? Poi dopo fanno la cena, mangiano questa cosa. Le donne vedove. Chi è la donaccia? La donaccia è questo personaggio che si dice passi a vedere, c'è nelle case, le donne hanno finito di filare la lana, il lino, la canapa dell'anno prima, se la casa è in ordine, questo è la giro dell'Epifania, e se le cose vanno bene, porta dei doni, se no spara su tutto. E la donaccia è conosciuta anche come redosega o redodesa. L'avete sentito qualcuno? C'è qualcuno delle varie Biois, del Miss? No. Ma anche qua da noi c'è. Lì, ad esempio in un palazzo di Serravalle è raffigurata sui due capitelli. È bellissimo perché in uno dei piani c'è da una parte l'Onsalvarec e dall'altra la Radosega raffigurati in piccolo. Guarda te. Dov'è, scusa? In un palazzo privato a Serravalle, a Palazzo Galletti, a Palazzo Raccola, ad un piano, al terzo piano, c'è sono i capitelli tutti regolari e in realtà se uno invece ci fa caso e li vede, da un lato e dall'altro ci sono l'Onsalvarec e la Radosega. Allora ascolta, un'altra ragione per venire a trovarti sarà che dobbiamo andare lì. Dobbiamo andare a suonare a vedere se ci aprono, però dopo le faccio vedere una foto. E poi, allora la redosega, perché? È un nome strampalato. Perché la redosega è seguita, lei si presenta c'è ancora questa idea, siamo alla 12ª notte, a mezzanotte della 12ª notte, e c'è ancora questa idea della processione, perché lei è seguita di dodese, redodese, goti, redodesa perché dodese,
perché lei è seguita dai suoi figli e dai 12 zigoti, che sono 12. E quando arrivano questa tradizione, è specialmente nelle valli del Mis e del Viois, e si dice che lei a un certo punto, durante questi movimenti notturni di casa in casa, a un certo punto attraverserebbe l'acqua seguita dai 12 goti, e dovunque, quando atterrano dall'altra parte, dove mettono i piedi, crescono non so se sia un anemone o un crocco, che poi le donne andranno a raccogliere in primavera e dicono che faccia diventare le pentole di rame molto lucenti. Scappa da ridere, ma probabilmente c'è una ragione che magari funziona, non lo so. Comunque l'idea ancora una volta è che c'è questo personaggio seguito da questi altri 12, sempre 12, le 12 notti, eccetera, eccetera, che ha questa funzione propiziatrice. Allora, quando i filologi si sono messi a cercare di capire cosa cavolo dove salta fuori del Dodesa, hanno visto nei primissimi documenti, gli inquisitori scrivevano temi come, perché alcuni la chiamano Erodiana, che sarebbe, dunque Erodiana era la figlia dai, vedete che non leggete più la Bibbia, di Erode, la figlia di Erode che ha chiesto la testa di San Giovanni Battista. Erodiana. Salomè. No, aspetta, no. Allora sono due. Salomè è quella che ha fatto la danza, ma quella che ha istigato è la madre Erodiana. Erodiana, la madre, è la moglie di Erode. Sempre le mogli, sempre colpa delle mogli. Vedi cosa succede a sposarsi. Comunque, torniamo. Poi Carlo di Innsbruck, il mitico, ha risolto il problema, cioè, un momento, vabbè, ha contribuito a risolverlo in maniera definitiva. Perché Erodiana in realtà era Diana. Cioè era la dea greca, Diana è il femminile di la dea era. E difatti questa figura che adesso la chiamano la grande madre, perché non sanno, questa figura che è diventata la grande madre era Diana. Veniva chiamata anche nei processi alle streghe, salta fuori, quando queste qua poverette confessavano, sì, perché sono andata al ballo di Domina Bundia, o Domina Oriente, la signora d'Oriente, Venere, al ballo di Venere, e quindi c'è tutto un coacervo di antichissime mitologie che vengono a innestarsi su quella che è una tradizione paneuropea della caccia selvaggia, di questo scorrazzare delle anime in questo periodo di cambiamento, di rinascita del sole, eccetera, eccetera, che è soprattutto ancora molto vivo nel folklore delle popolazioni germaniche, tanto che in ultima analisi la nostra Redodesa è la Perta, o Berta. Vi ricordate chi è che canta quella canzone ai tempi di Umberto Finale? Perché si dice ai tempi in chi? Gaetano. Che poi non so perché. È morto? Sì. De Fieschi. Perché ai tempi di Umberto Finale? Perché Berta era un'antica divinità germanica che era divinità della luce. Ecco perché salta fuori. Come? La lucente, esatto, bravo. La dea della luce, quindi compare con il
solstizio dopo il solstizio invernale, si porta dietro il suo corteo di questi teatri ed è la nostra Befana, perché la Befana è il risultato di una compenetrazione fra Berta ed Epifania, cioè la Berta dell'Epifania. Di cui capite c'è tutto dentro a questo calderone stregonesco, c'è tutto un retroterra di mitologie, di credenze, di pratiche che ci portano fino al nostro carnevale, che è passato attraverso le controversie più, cioè è diventato quello che è diventato, ma ancora oggi, se si guarda bene, anche nelle maschere le maschere veneziane, uno dice se c'è una cosa che non c'entra niente con i carnevali cosiddetti arcaici, una delle maschere più popolari anche dei carnevali alpini è la gnaga. La gnaga è la vecchia che porta un giovane nel cesto, e infatti lo chiamano il coscritto cestone. Ecco ancora il motivo dell'inversione, come nell'altro carnevale i giovani coscritti prendono la guida stradale, così il coscritto si fa portare dalla vecchia, no? E poi se volete proprio mettersi dentro anche quella, la vecchia che rappresenta l'anno che se ne va, brabon, tutta quella roba lì. E cosa che volevo arrivare a dire? La gnaga. La gnaga in veneziano è agata ed è una maschera tipica del carnevale veneziano, che poi diventa nel carnevale veneziano, perché poi i veneziani sono partiti per la tangente anche loro, diventa la prostituta, quella che ti aspetta nel no. Vieni con me che ti faccio star bene, capito? E qua la gnaga è questo. Per cui anche qua c'è una porosità fondamentale. Quando noi, questo qui è anche colpa della mia generazione, quando noi si riscopriva la cultura popolare come cultura alternativa, la cultura dotta, abbiamo fatto il peso delle cantonate terrificanti, perché esiste un'interfaccia. La mascherata dell'uomo selvatico, che compare già in una famosa incisione di area tedesca silografia del 1300, l'uomo selvatico lo facevano a Verona, il carnevale di Verona nel 1300-1400, lo fanno ancora. Una delle primissime documentazioni del carnevale moderno, cioè il carnevale post 1200 che abbiamo, sono questi volumi che venivano prodotti a Norimberga, dove si era sviluppato un grande carnevale, lo chiamano Schember Carnaval, e ci sono queste tavole bellissime che durano per una serie che dura per una trentina d'anni come minimo, in cui ci sono tutte le maschere, e sicuramente ci sono tutte, l'uomo selvatico, la gnaga, gli arlecchini, e chi è che organizzava queste cose qua? Erano i giovani apprendisti delle varie gilde della città, che avevano il privilegio di organizzare questa cosa, questo carnevale. E questo per dirvi insomma che c'è un'osmosi fra i cani di carnevale vengono fuori da quelli che nel Rinascimento chiamano i trionfi rinascimentali, cominciano a Firenze. Difatti i grandi carnevali storici sono quelli coi carri, sono prima quelli fiorentini, il fatto che sia Viareggio non è. E poi pian piano ma l'origine è il carro trionfale dei trionfi rinascimentali di Lorenzo dei Medici. Per cui insomma, per dire, non siamo di fronte ad una contrapposizione totale, siamo di fronte a
tradizioni che chiaramente prendono quel senso che possono avere in condizioni storiche, economiche, sociali diverse. Io meglio che mi fermi perché sennò sono già le 7. Avevamo detto all'inizio, quando abbiamo cominciato a confrontarci, abbiamo pensato quanti giorni potevamo avere per stare intorno a questo tema. E se non fossi qua, sarei su in Alpago, a Borsoi, a sede degli alpini già. Visto che siamo per carnevale, noi ci carburiamo. Beh, c'era una cosa molto interessante che è venuta fuori oltre alle 1000 suggestioni che ha raccontato e che stavo pensando, ed è questo bilanciamento che c'è fra un carnevale che ha dei comportamenti prescritti ma che vive anche delle forme di libertà, e un carnevale, come raccontava lui, che mi sembrava interessante la suggestione che ci dava, se hai voglia di raccontarcela ancora un attimo, di come le comunità adesso si stiano organizzando per stare dentro a una forma che poi possa iscriverlo nei beni materiali. Sì, di fatto, allora, il lavoro che stiamo facendo appunto da quando abbiamo fatto la rete, noi in un certo senso a Belluno comunque recepiamo quelle che sono poi le scelte che ogni comunità fa. Quindi intanto noi siamo appunto seguiti a livello tecnico da Irma Visalli, che è un'architetta che aveva fatto già come assessore alla progettazione territoriale in provincia di Belluno, seguito le Dolomiti Patrimonio UNESCO che sono state poi riconosciute nel 2009, quindi lei già aveva parlato di Dolomiti sull'ambito di come montagne e storie del mondo, perché a livello poi geologico hanno all'interno proprio tutta una stratigrafia che va anche un po' a raccontare quelle che sono state le fasi a livelli macro della storia proprio del mondo, quindi l'unicità non è tanto sulla bella cartolina quanto su quello che hanno all'interno le Dolomiti. E le comunità appunto si sono di fatto trovate, è capitato per esempio il discorso del Comerico Superiore, quando abbiamo presentato a luglio siamo andati a fare proprio una conferenza pubblica, quindi era aperta a tutti e gli abitanti sono arrivati con una serie di perplessità, domande, approfondimenti che volevano fare anche sul discorso proprio di questa possibile candidatura, e poi noi abbiamo atteso di fatto da luglio a settembre per avere poi una risposta, perché poi è successo che le comunità del Comelico, anche del Comelico non superiore, hanno fatto una sorta di referendum, si può definire, quindi un questionario sia online che cartaceo, dove chiunque abitasse in Comelico poteva di fatto dire la sua su cos'è per lui la mascherata, su quello cos'è che la caratterizza, cosa gli viene in mente quando pensa alla mascherata, e tutta una serie di domande a cui doveva rispondere. Poi hanno raccolto tutti i questionari, ci hanno fatto avere la risposta ok, ci stiamo, alla luce però di questo confronto praticamente pubblico che si sono portati avanti per tutta l'estate. A Gordino, altra situazione, mascherate che erano state perse negli anni 90 perché probabilmente la generazione di allora non le riteneva qualcosa di livello, le avevano perse negli anni 90. Dei ragazzi invece che hanno circa la mia età hanno pensato nel 2018-19 di cominciare a studiare Mata, dove c'è l'introduzione appunto del professore, e poi andare dalla linea che diceva prima l'Aste per studiare sul libro e avere anche proprio la persona che poteva indirizzarli sul ripristino e la riattivazione di queste mascherate. E quindi loro con consapevolezza poi si sono messi, secondo tutta la scaletta dell'abito, come era fatto, come la vestizione, tutta una serie di informazioni, con consapevolezza proprio a riprendere per mano questa mascherata arcaica che la ritroviamo sotto Gude all'aste dei Roccapietore, Canale d'Agro, Selva di Cadore e Riva Monte Agordino. E però anche quello è stato proprio un lavoro veramente partito da basso, fatto dalle comunità stesse, quindi è quella cosa là che noi di fatto siamo sintesi di quello che ci arriva dalle varie vallate, e sono le vallate che si stanno dando in automatico una serie di confini entro cui stare per portare avanti un qualcosa che sanno e stanno sempre più capendo essere di valore a livello storico-culturale e comunitario per le comunità stesse. Una sfumatura mi viene anche da dirla su quello che è l'oggi e il domani, nel senso che questa cosa qua comunque la funzione anche, si spera in un futuro, di andare a creare anche delle esperienze che possono essere visite guidate, racconti fatti con chi si occupa della mascherata, piuttosto che laboratori,
Quindi la mascherata resta quello che è sempre stata, cioè con quella data fatta da quella comunità in quel contesto. Però tutto l'anno noi possiamo andare a raccontare cos'è. Quindi non che andiamo a vestire il Matazzini ad agosto, ma andiamo a raccontarlo ad agosto, e quindi questo potrebbe nel medio periodo andare anche a fare poi portare un riscontro socio-economico. Quindi anche il discorso del poi cosa ce ne viene di questa valorizzazione della mascherata diventa anche proprio una maniera, perché si sente adesso più che mai il discorso spopolamento della montagna, delle terre alte, tutto quel che arriva dietro. Questa cosa qua di fatto sarebbe mettere a frutto quella che è la propria cultura, che però può creare anche di fatto posti di lavoro e quindi la possibilità del vivere ancora la montagna. Ha anche un risvolto di consapevolezza e quindi anche di affezione, nel senso che se io ad agosto imparo che cos'è, quando lo vedo sono capace di decifrarlo e anche di affezionarmene in maniera diversa, no? E poi credo che sia alla base di un discorso di comunità. Sì, sempre più diciamo che la volontà sarebbe quella che chi viene sulle Dolomiti lo faccia appunto con consapevolezza. Il discorso anche che sta venendo fuori di questo overturismo, tutta questa situazione di montagne prese d'assalto in estate, tutto quel che gli va dietro, di fatto è perché forse si scade sempre nell'andare sui le solite vette iconiche. Invece se noi tra una vetta e l'altra impariamo che in mezzo ci sono anche delle comunità che ci vivono, possiamo andare a trovare anche queste, vivere insieme una settimana con dei racconti delle situazioni fatte da chi ci vive, e di fatto quindi diventa un vivere le Dolomiti sia per chi ci abita che per chi le visita in forma consapevole, e credo anche più autentica e anche più appagante, nel senso che poi quando una persona torna a casa comunque ci torna con un bagaglio. Quindi anche queste situazioni, come abbiamo fatto a gennaio a Belluno, come questa sera, sono fondamentali perché permettono anche al pubblico, come dicevi tu appunto, di approcciarsi al tema e quindi con consapevolezza poi andare a vedere, che ne so, la Gnaia o la Zingenesta o il Matazzin con Santa Clonia, quindi tutto questo ventaglio di mascherate che appunto vengono tuttora fatte. Tra l'altro ci hanno detto le comunità che il problema grosso è quelle che ho citato, che sono le più conosciute, ci dicono tra l'altro se la candidatura UNESCO serve a portarci altra gente quel giorno non ci stiamo. Quindi la cosa Uno dei problemi delle valli occitane, per esempio, col bailò, Poi esatto. che ce l'hai citato prima. Ascolta, posso fare l'avvocato del diavolo, Sì. visto che ho citato il vecchino? Vi racconto un episodio. Allora, il problema è quello dei protocolli, perché quando si va all'UNESCO, noi amiamo, no? Loro ti dicono che cos'è il vostro carnevale, allora tu devi fare una bella relazione, dici, è questo, quell'altro, quindi c'è un protocollo a cui poi tu devi attenerti. La tradizione, che cos'è la tradizione? Di fare le cose sempre come si sono sempre fatte perché c'è scritto sul protocollo. Io mi ricordo, adesso vi racconto questa, nel carnevale di Penia, quando era l'ultimo gran buffone. Allora, nel carnevale fassano c'è una figura particolare che è il buffone, che non è il pagliaccio, è un buffone, nel senso che è uno che ha la libertà di prendersela con tutti. In una situazione tradizionale dove tutti si conoscono, il suo compito era di mettere in piazza tutte le dicerie, gli altarini del paese, e dovevano scegliere un personaggio il più intelligente di tutti, che non era facile, perché doveva camminare sulla lama di un rasoio, perché se lui doveva gettare il sasso e nascondere la mano, cioè dire una cosa ma non dirla, in maniera tale che nessuno dice stai parlando di mia moglie, oh! Perché se uno dice sì, sto parlando di tua moglie, ci sa, li hanno aspettati che ne ha caricati di legnate. Altro problema, a Moena la tradizione arcaica aveva una figura mascherata che erano i lunghi, erano delle maschere, sembravano dei fantasmi, montate su delle aste, quindi erano molto... e andavano in giro solamente nei giorni del venerdì di carnevale, quando dopo le 6, dopo l'Ave Maria l'Ave Maria per cui la gente doveva spegnere i fuochi per non far incendiare il paese, tutti dovevano stare dentro. Chi usciva veniva imboscato da questi personaggi
e gli davano una carica di legnate. Gli zanni di Predazzo sono spariti perché erano delle bestie, perché picchiavano la gente, andavano nelle case, rubavano, mettevano le mani addosso alle donne. Il Buffon di Penia ce l'ha naturalmente, come sempre con le donne, cioè è un misogino. E quindi, allora mi ricordo che una volta, quando cominciò il revival del Carnevale di Penia, c'erano i turisti fitti così, allora botte per tenerli fuori perché c'era una stanza che era un quarto di questa qua, quindi tutto il paese dentro, più i turisti, insomma. Mi ricordo che una sera il Buffon fece una tirata contro una donna, una signora, una turista, e lo faceva in ladino. Allora tutti a ridere e sghignazzare perché ne avete da forca e da galera. Il marito, scenferocito, ha cominciato, l'hanno dovuto tenere, e poi dopo ha aspettato il Buffon fuori, lo voleva picchiare. Allora uno dice, scusate, qual è il protocollo? Qual è la tradizione? Questa, quell'altra, cioè è molto difficile in un evento che per essere autentico, usiamo una termine terribile, deve proprio essere spontaneo. Se tu hai lì, hanno fatto dei pasticci, soprattutto in Africa, dove le maschere sono ancora sacre. L'UNESCO ha fatto dei pasticci, proprio robe brutte, dicono in Alpago. Bisogna stare molto molto attenti, leggere e controfilmare. Finisco. Lo stesso Buffon, che è quello di Paolo Verra, che adesso ha qualche anno meno di me, il giorno in cui gli dissi, perché io prendevo appunti, studiavo negli archivi, io sapevo qual era la tradizione, perché sapevo che loro c'erano lì, di là, quella volta che gli dissi, guarda che stavolta, stasera alla mascherata non vi siete dimenticati di fare, non è mica così la tradizione, gli dico, mi fa, scouta penchie vuol dire straccio, penchie è il termine che usano per gli italiani, per i turisti, scouta penchie. No, la nostra tradizione dice che quando vogliamo cambiare le cose, le cambiamo. Quindi tu poi gira un po'. Quindi sta molto. Fagli controfirmare che il giorno in cui decidiamo di cambiare, possiamo cambiare come cavolo ci pare, e se non vi va bene potete anche voi. Sì, altrimenti Parola di antropologo. Un piccolo particolare che mi riaggancio al discorso che faceva, poi chiudo. C'era per esempio successo che all'Ozzo di Cadore c'è lo Smotazin dell'Oste col Cavaliere, e oggi loro per esempio non sono dentro sulla nostra rete, ma abbiamo parlato insieme, però al momento non c'è la volontà insomma di aderire. Cosa succede? Che lo Smotazin dell'Oste da qualche anno va a piedi di Cadore in mezzo ai Minions, ai Batman e alle situazioni del genere, per dire. E quindi cosa è successo? Che ci hanno detto, ma sai che ci è capitato che l'anno scorso uno ci ha poi denunciato perché lo Smotazin le ha sporcato la faccia col nero fumo, la cenere. E gli ho detto, sì, di fatto il discorso qual è? Che è perché era fuori contesto e la gente non sa di cosa va incontro. Se probabilmente riportiamo lo Smotazin dell'Oste col Cavaliere all'Ozzo di Cadore raccontando tutto l'anno quali sono le regole del gioco, poi sarà facile che chi viene all'Ozzo sa che viene sporcato. Cioè è un po' quello il discorso, che poi tutto l'anno la divulgazione è fondamentale anche per questa cosa qua, perché poi se si ha consapevolezza di quello che si sta andando a guardare è normale che poi si sa che se uno va all'Ozzo viene sporcato. Bisogna far filmare le liberatorie. Quando noi facemmo con Renato Morelli, il mitico regista di documentari etnografici, un film sui tre re, su San Nicolò, ma parlo dell'81-82, c'erano questi due bambini, mi ricordo la scena, i bambini sono lì che aspettano Tremebondi che arrivi San Nicolò, c'è il diavolo che li spaventa, li prende, cerca di prendere, abbiamo fatto il film, passa in televisione, è venuto fuori un pandemonio, ci chiama il direttore di rete della terza rete di Trento, ci ha fatto mai più, siete pazzi,
E così succede con i Krampus. Sì. Cioè, a parte che quest'anno in Castel Tesino, non so se avete visto, perché sono direttamente popolari, hanno chiamato un gruppo, non so dalla Pusteria, da dove, a Castel e sono andati là, hanno fatto quello che dovevano fare e quelli di Castel Tesino hanno dato una carica di legnate. E questi qua, ma come? È la tradizione! Quando queste manifestazioni hanno senso maggiore in una situazione ancora coesa, perché è lì che li puoi controllare, è lì che la gente sa che deve stare sulla lama, perché sennò la cosa degenera, se uno non capisce, e se no viene fuori, diventa brutto. Diventa un prodotto, no? Sì, è che per esempio sul discorso Krampus, piccola parentesi, abbiamo un dettaglio che il San Nicolò dov'è quando escono dal loro contesto, Sì, quindi salta l'equilibrio che diceva prima. Perché lì i Krampus si sono messi in proprio a un certo punto, perché non si chiede più neanche nel Padre Nostro, si sono messi in proprio, quindi San Nicolò al diavolo, appunto, e fanno delle cose terrificanti. Adesso li intruppano dentro, so se avete mai, è una cosa penosa, intruppati col numero, con i carabinieri dentro le transenne. Perché? Perché 10 anni fa fecero il raduno europeo dei Krampus in una località della Repubblica Ceca, hanno messo a ferro e fuoco la città, hanno fatto un macello. E poi fra l'altro si infiltrano dentro gruppi neonazisti, nazionalisti. Per cui ragazzi la tradizione è una cosa molto mobile, è una meba, è viscosa. E governarla, soprattutto provare a mettere le pastoie. Basta. Ci fermiamo a vedere se c'è qualche domanda, perché sennò... Io volevo dire che mi sono trovato con i matacines, sia la madre occidentale, Station Free, Segorci, e là senz'altro sono stati portati dai gesuiti, non la Baris. Ma scusi, si era madre occidentale in Spagna? No. Dove? Messico. Ah, in Messico? Ah, sì, certo. E che cosa dove? Erano inquadrati, in doppia fila, li tiravano fuori solamente nelle teste, non dentro Cesa. Sì, per settimana sa quante teste. E là loro hanno intercorso dell'episcopio, il cappello episcopale Sì. Anche noi cittadini hanno una mitra di sì, una mitra, esatto, dai. Vabbè, e qua davanti avevo inserito anche uno specchietto. Lo specchio. Ma erano, scusi, quella politica lì, perseguita dai gesuiti, che erano molto hanno lavorato tantissimo sul teatro popolare, i gesuiti. Molte delle mascherate dei re magi che sono in giro per Europa erano diventati gesuiti. Le facevano per sostituire le danze indigene, per le divinità indigene, che dicevano fatele davanti alla chiesa. E in Africa stanno facendo anche fanno la stessa cosa. Anche i magi in tutta Europa sono nati per spostarsi e andare sopra i culti del fuoco, eccetera. Certo. Comunque interessante, anche quello, anche molto interessante, quindi la mascherata è globale, ma nei dettagli, dello specchio è interessantissimo, perché poi fra l'altro lo specchio è lo specchio affumicato, è l'attributo di Quetzalcoatl, che è la divinità del dio serpente degli Aztechi. Per cui i gesuiti sono geniali. Alcuni dicono che sono l'anticristo. La musica era abbastanza maliconica. Senz'altro. Comunque dopo c'era gli olivi
violini, loro se li costruivano a mano con fortezza in pratica. Questa musica qua. Zipoli, Gian Domenico Zipoli, che andò, il grande gesuita che andò a insegnare a suonare agli indios della riduzione. Los chiquitos de Bolivia, me pare. E si fanno ancora i violini. E comunque dopo questi qua erano musica malinconica, invece mi pare che gli stessi gesuiti in reducciones ya de Grande do Sul, Misiones Argentinas, Asunción del Paraguay, insomma, hanno introdotto tutte le bande. La banda nel suo complesso, con musica molto viva, che in giù là le chiamano ancora musica missionera. Ma in Bolivia ci sono questi gruppi che vanno in giro suonando violini con questa musica e hanno delle G fatte da loro, ci mettono sopra delle riviste e poi Gamboccia che gira le pagine. Sono riviste, gli altri suonano, questo Boccia che gira le pagine e dico ma perché fai così? Ah, perché Zipoli faceva così. Musica missionaria. Ma scusi, posso chiedere, ma come mai lei conosce queste cose? Perché sono passato per là. Ma come viaggiatore o come missionario? Ieri ausiliario. Ausiliario. Sempre con la gesuità. I gesuiti hanno molto da rispondere. Con le formazioni gesuita mi reputo ara gesuita. Sì, non è, adesso lo dico siamo per carnevale, non è ladro solo chi ruba, ma anche chi porta il sacco. L'ho detto per ridere, dovrei avere la maschera del dottor Balanzone, E con formazione a base di Rodriguez. Alonso Rodriguez della compagnia Jesús Natural de Valladolid. Beh, anche questa è storia orale. Insomma. Ci sono altri interventi? Allora, chiudiamo, ringraziamo veramente e piano piano ci avviamo verso l'oratorio dell'Assunta che è in Piazza Cima dove apriamo la mostra, quindi adesso ci muoviamo.